occasione della riapertura delle scuole l'ULSS 2 potenzierà i punti tampone. Il timore è che ritornando in classe senza mascherina il Covid tra i ragazzi si diffonda. Dal riscaldamento giù di 2 gradi all'abbassamento della temperatura dell'acqua calda fino ai timer per regolare luce e cancelli, il vademecum degli amministratori di condominio per risparmiare energia. I rincari preoccupano moltissimo anche il mondo del volontariato, l'allarme della Lilt di Treviso, così è difficile gestire le attività. Paura 2 notti fa in stazione ferroviaria a Treviso per una 23enne aggredita e scippata, il rapinatore bloccato dalla polizia grazie all'allarme immediato della vittima. 44enne trevigiano investe con l'auto un bambino di 9 anni, dramma stamane a Cencenighe, trauma cranico per il piccolo è ricoverato in prognosi riservata. Il saluto dopo 3 anni nella Marca del comandante provinciale dei Carabinieri Gianfilippo Magro, che dal 12 settembre prenderà servizio a Napoli. Al suo posto il colonnello Massimo Ribaudo. Durante un'escursione in Val Visdende calpesta per errore un nido di vespe a terra, viene assalito e punto dagli insetti, 60enne in shock anafilattico ricoverato in ospedale. È morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno abbandonata nei pressi del lago di Sorapissa, Cortina d'Ampezzo. Il salvataggio di domenica non è bastato. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Subito il nostro sondaggio di oggi dedicato alla questione dell'energia. Lo vediamo insieme con l'aiuto della grafica. Energia, torniamo al nucleare? È la domanda alla quale vi chiediamo di dare una risposta con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Come sempre il risultato del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. E parliamo in apertura di riapertura delle scuole, perché proprio in previsione del ritorno in classe degli studenti l'ULSS 2 potenzierà i punti tampone. Il timore è che ritornando in classe senza mascherina il Covid tra i ragazzi si diffonda. Ritorno in classe senza mascherina. Il decadere dell'obbligo, confermato dalla circolare emanata nelle scorse ore dal Ministero dell'Istruzione, se fa ufficialmente entrare anche il mondo della scuola nella fase post-Covid, spinge le aziende sanitarie a prepararsi a un probabile aumento dei contagi. L'ULSS 2 di Treviso ha annunciato che contestualmente alla riapertura delle scuole potenzierà i Covid Point. Noi ovviamente ci aspettiamo un aumento di tamponi, perché le mascherine in classe, quindi la libertà giustamente che si è creata dopo questa fase di calo ormai, perché abbiamo solo 63 ricoverati, abbiamo circa 600 positivi, comunque 600 positivi al giorno, porterà sicuramente ad avere maggior numero di positivi, perché è normale, il virus sta circolando, per cui andremo a potenziare i punti tamponi garantendo degli orari maggiori in modo tale da favorire le famiglie se avranno qualche positivo a casa. La scuola arriva per ultima a eliminare i dispositivi di protezione personale, quella che verrà messa in atto dal 12 settembre con l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023 è una piccola grande rivoluzione. Quello che possiamo dire è che è terminato comunque lo stato di emergenza e tutte le misure di natura emergenziale, quindi di limitazione in un certo senso della libertà personale. E il livello di attenzione resta solo nel caso del verificarsi di situazioni di contagio che devono ovviamente essere trattate in un certo modo, quindi con l'immediato isolamento, ritorno a casa della persona contagiata. Impossibile però fare previsioni sull'andamento dei contagi, sottolinea il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Noi ci auguriamo che non arrivi qualche altra variante, perché il pericolo è che, siccome questo virus ha dimostrato che cambia velocemente e che gli spike, quindi gli spuntoni che vediamo, speriamo appunto che non arrivi una variante che magari è più infettiva ma anche più pericolosa. Se resta Omicron 5 è chiaro che andremo verso una fase completamente di quasi tranquillità. E continuiamo a parlare di scuola. La carta sempre più cara e difficile da reperire incombe sull'inizio dell'anno scolastico, con il rischio per molti studenti di non riuscire ad avere in tempo i libri di testo.
Il rincaro è quello che ormai sanno tutti, è del 20, sicuramente del 20%. Problemi grossi per il rincaro della carta, il cui costo è aumentato di molto, anche del 60% rispetto all'anno scorso. Aumenti che si riflettono direttamente sui costi e la reperibilità dei libri, provocando una certa agitazione per le famiglie, in quanto diversi studenti rischiano di arrivare all'inizio della scuola a settembre senza i libri di testo. Col discorso che abbiamo i supermercati attaccati dobbiamo sì esagerare, ma non troppo, perché ovviamente ci rimettiamo sempre in ogni caso, perché ovviamente il giusto non riusciamo mai a farlo, altrimenti andiamo fuori concorrenza. Purtroppo per i libri di scuola è più difficile determinare, perché ogni anno ci sono degli editori che per X motivi che io non posso sapere. Per tutti i settori della stampa editoriale e commerciale, l'incremento del costo della carta ha assunto dimensioni tali da intaccare ogni tipo di marginalità, in quanto ci sono vere e proprie difficoltà a trasferire questi rincari. A questo scenario si aggiungono anche le problematiche legate a una scarsa reperibilità della materia prima. Sappiamo benissimo che ci sono dei problemi, eccetera, ma è anche vero che noi siamo a contatto con i distributori. Possiamo fornire al cliente una risposta per cui il libro non c'è. Conti salati sulle famiglie anche per quanto riguarda tutto il corredo scolastico, e quindi astucci, diari, zaini, quaderni e penne. Ad influire sul peso dell'istruzione è il trend dell'inflazione, che registra un marcato aumento in tutto il paese. Una parte li ho presi anche usati, devo dire la verità, in buono stato usati, e c'è una differenza di prezzo chiaramente rispetto al prezzo di partenza, però certamente per una famiglia si nota il peso di certe spese, si fa molta attenzione, bisogna sempre un po' cercare di non fare il passo più lungo della gamba. E le politiche per il risparmio energetico entrano anche nei condomini, con gli amministratori che stanno mettendo a punto una sorta di vademecum per ridurre i consumi e mitigare quindi i rincari delle bollette. L'austerity comincia ad entrare nei condomini. Il caro bollette preoccupa gli amministratori, allarmati per quanto potrebbe accadere tra poco più di un mese con l'accensione dei riscaldamenti. Amministratori di condominio che si sono riuniti nella Marca per mettere a punto una sorta di vademecum condominiale finalizzato al risparmio. Si parte dai riscaldamenti centralizzati, con l'abbassamento della temperatura di 2 gradi. Facendo una media abbiamo calcolato che abbiamo circa un 7% di risparmio. Certo che con i costi che noi abbiamo tutt'oggi non è così semplice gestire, anche perché i preventivi partiamo con 10, purtroppo ci troviamo con il triplo. Aiuta molto anche, soprattutto anche nella temperatura dell'acqua. Diciamo, normalmente noi siamo abituati a mantenerla a 55 gradi, però è un po' esagerato. L'abbiamo sempre avuto perché fino a ieri il problema non sussisteva. Oggi come oggi ci potrebbe bastare dei 40-45 gradi. Quindi anziché miscelarla come eravamo abituati, potremmo utilizzare anche questo. L'obiettivo è ridurre i consumi comuni per limitare i rincari delle spese e le possibili morosità che ricadrebbero sugli altri inquilini. Ecco dunque che si interviene anche su cancelli elettrici o basculanti condominiali, spesso utilizzati senza tenere conto di quanto ogni apertura e chiusura incide sulla bolletta. Il famoso basculante che quando si esce al mattino si alza per parecchie volte, perché una volta uno esce alle 7, l'altro 7:10, si chiude e si apre. Abbiamo già da suo tempo messo degli orologi in modo tale che questo dia la possibilità di evitare sempre questo chiudersi ed aprirsi. Lo stesso vale per l'illuminazione. Intervallare, soprattutto negli edifici che hanno i sottoportici, una luce sì e una luce no, e ridurre anche il discorso degli orari. Il sindaco di Treviso e presidente dell'Anci Veneto Mario Conte replica il collega di Fara di Soligo Perencin, che minaccia di chiudere gli uffici municipali per il caro bollette. Capisco la preoccupazione dei colleghi sindaci, dice la situazione rischia di diventare insostenibile, occorre però un intervento del governo. È un tema che va affrontato certamente da comunità e aiutandosi laddove c'è la possibilità di aiutarsi, però dobbiamo guardare al governo e chiedere risposte immediate sia al governo uscente ma soprattutto al governo entrante, che deve essere la priorità, perché qui c'è
a rischio davvero la tenuta sociale di tutti i territori. Da sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte fa propri lo sconcerto e la preoccupazione manifestati dal collega di Farra di Soligo Mattia Perencin di fronte alla spesa energetica che il comune si trova ad affrontare. 4 volte tanto la differenza tra luglio 2021 e luglio 2022 dei costi della sola elettricità, al punto che Perencin minaccia azioni eclatanti come la chiusura degli uffici. Non possiamo più aspettare e io sono pronto a fare anche qualche azione eclatante come chiudere il municipio. Non è possibile che ci siano costi così elevati dell'energia elettrica e immagino e penso solo alla situazione che si trovano ad affrontare le famiglie e le aziende da qui ai prossimi mesi. Capisco lo stato di disperazione dei colleghi sindaci, esattamente come capisco i commercianti, gli imprenditori, i padri di famiglia che si vedono bollette quadruplicate, quintuplicate, quindi un aumento spropositato che non riguarda qualche punto percentuale ma riguarda salti incredibili. La preoccupazione, se guardiamo all'inverno, è davvero tanta, perché oggi parliamo di costi di energia elettrica, domani parleremo di energia elettrica unita anche ai consumi del gas per il riscaldamento e quindi la situazione rischia di essere assolutamente insostenibile. Il solo comune di Treviso ha quantificato oggi aumenti per 3 milioni di euro. Lo stesso Conte nei giorni scorsi si era detto pronto a scendere in piazza per chiedere al governo provvedimenti urgenti per contenere questo tsunami economico e sociale. Un grido d'allarme, quello che parte dal capoluogo, così come da Farra di Soligo, dice che deve arrivare a Roma forte e chiaro. È evidente che non possiamo risolvere questo problema limando i consumi o spegnendo la luce in qualche stanza. Qui è evidente che deve intervenire il governo con un'azione forte che ridimensioni questo impatto nei territori che rischia di essere devastante. Caro bollette che preoccupa anche il volontariato impegnato nella cura e nella prevenzione, come la Lega per la lotta contro i tumori. A Treviso il presidente Gava si dice preoccupato per gli importi da sostenere. Rispetto allo scorso anno in cui avevamo dalle 700 agli 800 euro mensili nei mesi invernali, quest'anno ci sono arrivate delle bollette intorno ai 2.400 2.500 euro e queste sono relative ai primi 5 mesi dell'anno. Bollette triplicate, spese che potrebbero rallentare l'attività dell'associazione e i servizi che mette a disposizione soprattutto sul fronte della prevenzione. Ennesimo grido d'allarme per i rincari arriva dal mondo del volontariato, in particolare dalla LILT di Treviso. Noi speriamo di poter continuare in quelle che sono tutte le nostre attività, però senz'altro ci spaventa un po' quello che sarà il futuro. Per questo noi ci auguriamo che nei prossimi mesi si possano mettere in atto delle iniziative anche a livello governativo per calmierare questi grossi aumenti e che ci consentono di poter pianificare meglio quello che sarà anche la gestione economica per il prossimo anno. Importanti quindi le raccolte fondi che danno ossigeno a realtà come quelle della LILT. Ultima in ordine di tempo la vendemmia sociale, progetto che ormai da 5 anni conferma la vicinanza e la collaborazione tra aziende e associazioni, presentato a Villa Carisi, sede della direzione dell'US 2. Tanti i motivi che spingono i privati a sostenere queste iniziative anche in momenti complessi come questo. È anche un grosso auspicio per vedere le cose in positivo il fatto che abbiamo delle aziende che comunque continuano a sostenere la nostra attività, continuano a sostenere la LILT e questo ci dà anche lo stimolo per proseguire nelle nostre iniziative, perché vediamo che c'è tanta solidarietà intorno alla nostra associazione. Vedere che riusciamo a dargli un momento di pseudo-normalità sia nella vendemmia ma anche proprio nella cena, che riescono a stare lì con altre persone nonostante tutte le difficoltà e quello che comporti per loro riuscire ad essere presenti per la serata, come azienda ma anche a livello personale ci dà davvero delle grandi emozioni. È proprio quello che noi riceviamo da questa gente. Tu arrivi a casa la sera, che giustamente è anche il periodo, ti porta ad essere abbastanza stanco, però la felicità che hai addosso non ti fa sentire la stanchezza, perché queste persone ti danno tanto, ti danno proprio, senti il loro star bene che ti riempie il cuore. Appuntamento quindi al 9 e 10 settembre. Ed ora una notizia di cronaca giunta proprio ora in redazione ed è quella relativa a una nuova tragedia della strada che si è verificata nella Marca, la 12ª vittima di questo agosto maledetto e un'altra vittima giovanissima. Si tratta di un 17enne che è morto oggi pomeriggio poco dopo le 18 a San Michele, frazione di San Pietro di Feletto. Il ragazzo era in sella ad una moto quando, stando
arrivando ad una prima ricostruzione dell'incidente, è uscito di strada autonomamente. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Maggiori dettagli naturalmente su questa ennesima tragedia della strada nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E parliamo ora di West Nile, dal West Nile con un piano straordinario di disinfestazione in Veneto alla preoccupazione per il caro energia, alla necessità di arrivare all'autonomia alimentare, i temi affrontati oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione del Veneto, Zaia. 227 casi censiti con contagi e ricoveri in crescita. La diffusione del virus West Nile in Veneto preoccupa, tanto che la Regione ha deciso di partire con un piano straordinario da €1 milione per una campagna di disinfestazione che verrà effettuata nei primi 10 giorni di settembre nei comuni maggiormente colpiti. Noi facciamo due azioni, l'azione larvicida e l'azione insetticida, cioè con questo €1 milione attiviamo tutta una serie di trattamenti, ma anche dare indicazioni ai cittadini, cioè un controllo responsabile del territorio non prescinda dalla collaborazione con i cittadini. Fondamentale non lasciare in giardini e balconi ristagni d'acqua, utilizzare repellenti ed abiti coprenti e chiari se si sta all'aperto nelle ore dal tramonto al primo mattino. Cioè la zanzara che ti punge e ti inocula il virus è un problema assolutamente importante. Avete voi dato la notizia qualche giorno fa del fatto che abbiamo dei reparti che ormai hanno più ricoverati di West Nile che di Covid. Le persone che finiscono in terapia intensiva molto spesso sono persone con comorbidità, che hanno altre patologie pregresse e persone magari anziani. Parallelamente verrà incrementata anche la potenzialità diagnostica delle microbiologie per avere una diagnosi tempestiva delle infezioni da West Nile. Altra questione al centro della conferenza stampa del presidente Zaia, quella dell'energia, con i rincari esorbitanti che sono fonte di grande preoccupazione. Noi stiamo affrontando una fase autunnale e invernale che diventerà pesantissima per la disponibilità di fonte energetica, ma pesantissima ancora di più per i bilanci familiari. Del costo dell'energia che è quadruplicata, sulla quale è fondamentale che ci sia un intervento repentino. E se il nostro paese non è autonomo dal punto di vista energetico, non lo è nemmeno per quello alimentare. Significa che se chiudessero i confini e non ci fosse più l'ingresso di derrate alimentari, per un chissà che guaio internazionale che potrebbe accadere, noi ci troveremo nella difficoltà di poter sfamare tutti i cittadini. Anche questo è un tema. Io continuo a dirlo, l'ho anche scritto in 2 libri, cioè il tema dell'autonomia alimentare vale quanto quello dell'autonomia energetica. E quindi dobbiamo abbandonare i set aside imposti dall'Europa, abbandonare tutto quello che è non coltivazione e tornare a coltivare i campi, investire nell'agricoltura in maniera tale che ci siano derrate alimentari, ci sia cibo. La politica con la campagna elettorale. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi pomeriggio in Veneto per un tour elettorale che è partito dalla visita di cantieri con il super bonus 110%. Sentiamo nell'intervista le proposte del movimento per affrontare la crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie ed imprese. L'abbiamo detto da subito, occorrono misure straordinarie e tempestive. Vi ricordate, già a febbraio io ho parlato di un Energy Recovery Fund, avevo detto che non si poteva contare di una risposta assolutamente, di un palliativo. In Europa non c'è stata mai una risposta, invece bisognava premere e bisogna premere, speriamo che adesso, anche se tardivamente, si arrivi a un piano di acquisto comune del gas e dell'energia, un piano di stoccaggi comune e un tetto calmiratore. Sul fronte interno occorre innanzitutto recuperare quei 9 miliardi, una norma scritta evidentemente non bene dal governo, bisogna riscriverla e ottenere il recupero di 9 miliardi, perché il rischio è che anche le misure già stanziate, quei palliativi, quelle misure insufficienti, ovviamente non possano aiutare le famiglie e le imprese, perché quei 9 miliardi vanno recuperati. Poi abbiamo detto che la tassazione sugli extraprofitti può essere anche estesa ad altri settori di attività, imprese nel campo farmaceutico, nel campo assicurativo, tutte quelle dove ci sono stati ovviamente dove si sono accumulati ingenti profitti in forma speculativa durante la pandemia. Ecco, questo è il primo passaggio. Poi, lo abbiamo detto sin da tempo, noi siamo anche favorevoli a valutare un ragionevole scostamento di bilancio,
andava fatto prima, lo si poteva fare, lo abbiamo dimostrato durante il momento più duro della pandemia, 5 variazioni di bilancio, abbiamo lasciato lo spread sotto i 100. Quando c'è un indirizzo di politica economica sociale chiaro, determinato, i mercati finanziari lo capiscono. Ed il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta ha aperto la campagna elettorale nel Vicentino, dove è candidato alla Camera, ieri a Torri di Quartesolo, oggi con un tour in provincia. Penso che sia una delle cose più belle di questa campagna elettorale, questa sfida in Veneto, questa sfida a Vicenza e in Veneto per convincere tutti coloro che sono rimasti molto delusi da quell'atteggiamento che la Lega in particolare, ma anche Forza Italia, hanno tenuto di far cadere il governo Draghi, che stava facendo bene, stava lavorando bene. La sfida di Letta qui a Vicenza è iniziata ieri a Torri di Quartesolo, nel primo appuntamento del suo tour, che oggi lo ha visto impegnato a Valdagno nel distretto della Concia. Una candidatura, Enrico Letta è candidato come capolista alla Camera nel collegio di Vicenza, arrivata come apripista per le amministrative 2023 che ci saranno in città. È uno dei motivi della mia candidatura qui, è anche questo. Noi vogliamo scommettere sul Veneto, il Veneto che ha eletto Giordani e Tommasi, quindi in due città fondamentali del Veneto, quali sono Padova e Verona, e l'anno prossimo c'è Vicenza. Quindi è evidente che la mia candidatura è anche spinta molto a immaginare che l'anno prossimo a Vicenza, a partire da un grosso impegno adesso, ci possa essere una continuità con quello che ha fatto Tommasi a Verona e quello che ha fatto Giordani a Padova. Dopodiché di nomi parleremo dopo le elezioni politiche, ovviamente, perché mi sembra corretto che sia così. Tra i temi caldi di questa campagna elettorale quello del caro bollette, in cui la ricetta del PD, spiegata dal segretario nazionale Dem, passa per 4 punti: un tetto delle bollette a livello nazionale, disaccoppiando l'elettricità prodotta con il fossile da quella con le rinnovabili. Il secondo è il raddoppio del credito d'imposta per le imprese. Il terzo capitolo, per le famiglie più in difficoltà, è l'introduzione di una bolletta luce sociale per dimezzare i costi. Infine la questione del risparmio energetico, il tutto nella cornice di un piano europeo. Altro tema affrontato, quello relativo all'autonomia. Credo al tema dell'autonomia quando il tema dell'autonomia viene declinato in modo molto concreto su questioni che hanno poi una probabilità e una capacità di ricaduta. Quindi noi sul tema dell'autonomia abbiamo sempre avuto un atteggiamento che è un atteggiamento di disponibilità a discuterne, purché non sia l'Italia che si divide o purché non sia una parte del territorio che si prende rivincite su un'altra parte del territorio. E nel Vicentino anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha incontrato assieme ai vertici del partito gli elettori i punti principali della loro proposta nel prossimo servizio. L'anomalia del reddito di cittadinanza che ha creato quello che stiamo vedendo nei nostri negozi, nelle nostre imprese, nelle attività produttive, non si trova più personale e questo è un messaggio negativo. Noi abbiamo sempre detto, ed è la proposta alternativa al reddito di cittadinanza, reddito di inclusione sociale, cioè le risorse economiche si danno ai comuni perché sono i comuni che conoscono le difficoltà dei propri cittadini. Così la referente vicentina di Italia Viva insieme ad Azione, che vuol far pesare la consistenza del terzo polo in questa campagna elettorale. Il suo è il primo punto della ricetta per questo territorio. Insieme al leader Matteo Renzi hanno incontrato ieri a Vicenza una rappresentanza di elettori a cui hanno sottolineato le priorità. Per le aziende venete serve la competenza del premier Mario Draghi e l'autonomia. Il tema dello scostamento di bilancio lo decide Draghi. Noi abbiamo fatto una proposta da 10 miliardi di euro. Il problema non è lo scostamento di bilancio o non lo scostamento di bilancio, ma qual è la strategia? Perché tu hai un problema, peraltro da prima della guerra in Ucraina, che è amplificato dalla guerra in Ucraina, dove le imprese, quelle venete, ma in generale le imprese di questo paese, non ce la fanno più. Se a questo aggiungi che le famiglie comunque hanno un costo della bolletta assurdo, allora questo è il tema della campagna elettorale. Gli altri sono ipocriti a chiedere a Draghi di risolvere il problema, perché sono quelli che hanno mandato a casa Draghi. Noi con Carlo Calenda abbiamo fatto delle proposte molto puntuali
10 miliardi di euro per abbattere i costi con un ruolo diverso del GSE. Io ho sempre creduto all'autonomia e faccio parte della commissione bicamerale che si occupa proprio degli affari regionali e le autonomie. Oltretutto abbiamo ancora come ministra uscente la ministra Gelmini, che è nel terzo polo con noi, e quindi assolutamente questa è un'altra delle priorità per una regione che troppo spesso si trova ad essere, diciamo, in una situazione di difficoltà perché magari non riesce a sprigionare immediatamente risorse economiche che sono già nelle tasche della regione. Ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi subito dopo altre notizie di cronaca. E rieccoci in diretta con il TG di Treviso, ancora cronaca con l'ennesima rapina che si è verificata 2 notti fa in stazione ferroviaria a Treviso, paura per una 23enne aggredita e scippata. Il rapinatore è stato bloccato dalla polizia. Si è avvicinato furtivo al suo bersaglio, una ragazza di 23 anni, e in pochi istanti le ha strappato la borsetta con violenza, fuggendo. Le urla della vittima hanno risuonato nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso 2 notti fa. La stessa giovane, pur ancora scossa da quanto successo, ha allertato la polizia, che poco dopo ha individuato il rapinatore, un cittadino italiano senza fissa dimora, incensurato. L'uomo, ancora in possesso degli effetti personali della vittima, è stato bloccato poco lontano dal luogo dell'aggressione dagli operatori della volante e della questura, anche grazie alla descrizione fisica e alle informazioni fornite dalla donna. È stato arrestato. Ed ora il saluto dopo 3 anni nella Marca del comandante provinciale dei Carabinieri Gianfilippo Magro, che dal 12 settembre prenderà servizio a Napoli. Al suo posto il colonnello Massimo Ribaudo. È stato un onore durante questi 3 anni essere al servizio dei trevigiani e la Marca è un territorio straordinario che è determinante anche nello sviluppo del paese, per cui merita la massima attenzione da parte di noi carabinieri per accrescere la sicurezza dei suoi territori. Comandante provinciale dell'Arma nel non facile periodo della pandemia, dopo 3 anni nella Marca il colonnello Gianfilippo Magro lascia Palazzo Zuccareda per il nuovo incarico di capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Campania a Napoli. Al suo posto dal 12 settembre il colonnello Massimo Ribaudo, in arrivo dall'ufficio legislazione del Comando Generale. Magro saluta Treviso pochi giorni dopo l'assegnazione alla provincia di 38 nuovi carabinieri che contribuiranno a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. Tra le principali indagini svolte sotto la sua guida ricorda quelle relative alle bande dedite agli assalti ai bancomat. Queste bande costituivano un pericolo per il nostro territorio e per i cittadini, innanzitutto per i danni infrastrutturali agli uffici postali e poi anche per gli automobilisti, per l'alta velocità con cui fuggivano sulle vie della nostra provincia. L'omicidio di Elisa Campeol sul Greto del Piave a Moriago, il brutale pestaggio in casa ha costato la vita ad Adriano Armelina, Pieve di Soligo, tra i casi che hanno contraddistinto i 3 anni di servizio a Treviso, in cui sono aumentati anche gli episodi di cronaca con protagonisti dei minorenni. Sicuramente i giovani sono quella parte di popolazione che ha sofferto maggiormente la crisi della pandemia, per cui taluni si sono anche resi protagonisti di episodi di intemperanza e di violenza. Come carabinieri e con tutte le altre forze di polizia abbiamo dato una risposta di fermezza. L'attenzione alla violenza di genere, le 5 stanze di ascolto per raccogliere le segnalazioni delle vittime, a cui se ne uniranno altre 2 a Montebelluna e Mogliano, il restauro avviato a Palazzo Zuccareda aperto al pubblico per le giornate del FAI. Tanti i passi in avanti che fanno sì che la partenza del colonnello Magro venga accompagnata dai messaggi di stima e riconoscenza delle istituzioni, dal presidente della provincia Stefano Marcona al direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, ai sindaci. Davvero un ringraziamento sentito al comandante Magro e un grande in bocca al lupo per il futuro. Ricordo che Treviso è sempre una rampa di lancio per gli ufficiali che passano nella nostra città e che hanno saputo cogliere la sensibilità delle nostre comunità e ne hanno fatto tesoro, e questo è il comandante Magro, quindi grazie e in bocca al lupo per il futuro. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia.
cronaca in primo piano perché non ce l'ha fatta purtroppo Sergio Cortina, l'imprenditore edile di Trichiana, che lo scorso 9 agosto riportò un grave trauma cadendo da una scala a 3 metri di altezza. L'uomo era impegnato nel taglio di una trave del solario a casa della figlia quando è precipitato sbattendo la testa. Da 3 settimane era ricoverato all'ospedale di Treviso in prognosi riservata. I funerali avverranno in forma privata prima dell'ultimo saluto nel cimitero di Sant'Antonio di Tortal. Ed un bambino di 9 anni è stato investito questa mattina a Cencenighe, nelle vicinanze del bivio per Avoscan. L'incidente è accaduto attorno alle 11:45. L'investitore, un trevigiano di 44 anni, stava scendendo da Alleghe in direzione Agordo. Sul posto è arrivato l'elicottero del SUEM per prestare i primi soccorsi al piccolo che avrebbe riportato un trauma cranico. Il bambino è ricoverato in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri. È morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno abbandonata da qualcuno nei pressi del lago di Sorapissa, Cortina d'Ampezzo. Una conclusione tragica che lascia l'amaro in bocca ai soccorritori. Le immagini dello stambecco che, risvegliato dall'anestesia, si allontanava nel prato avevano fatto gioire tutti per il lieto fine. Invece, purtroppo, così non è stato. L'animale, operato in alta quota nei pressi del lago di Sorapis per estrarre dalla gola una scatoletta di tonno che aveva ingerito, è stato ritrovato morto. Grande amarezza per i soccorritori, le guardie provinciali di Belluno ed il veterinario del CRAS di Treviso, Marco Martini. L'amarezza purtroppo è tanta, d'altronde avevamo purtroppo un paziente di cui non conoscevamo la storia clinica. Trovato 2 giorni fa nei pressi del lago dove cercava disperatamente di bere, nonostante la lattina gli bloccasse mandibola e lingua, lo stambecco è stato soccorso e liberato, ma non si sa da quanti giorni fosse in quelle condizioni. Di fatto noi non sappiamo da quanto lui versasse in quelle condizioni. Era abbastanza magro, per cui io temo che in realtà la situazione si protraesse da qualche giorno. L'abbiamo svegliato noi con l'antidoto e andare via con le sue gambe, però ripeto, i danni interni che possono aver riportato il fegato o i reni o entrambi gli organi a causa del digiuno, quelli purtroppo non erano calcolabili. Lo stambecco, un maschio di circa 10 anni, pare godesse di buona salute prima di ingoiare la scatoletta e probabilmente è stato proprio il digiuno forzato ad essergli fatale, anche perché, spiega il veterinario, gli animali selvatici tendono a nascondersi quando sono in difficoltà e spesso vengono trovati quando sono già in condizioni critiche. Purtroppo si fanno trovare solamente quando sono in situazioni piuttosto critiche. E quindi appunto temo che questa volta sia uno dei casi in cui purtroppo l'avvistamento e di conseguenza i soccorsi successivi siano arrivati banalmente troppo tardi. Non è una colpa di nessuno, ma con i selvatici spesso è così. Il problema dei rifiuti abbandonati nell'ambiente tocca anche località incantate come questa nel cuore delle Dolomiti, dove da anni viene lanciato l'allarme per comportamenti incivili di turisti, dai materassini gonfiabili ai frigobox in plastica ai resti di picnic abbandonati sulle rive del lago. Ma quanto accaduto al povero stambecco purtroppo accade sempre più spesso e non solo in montagna. Lo vediamo, l'abbiamo visto appunto l'altro ieri in montagna, come ci capita di vederlo anche per dire in mare con le tartarughe marine, che spesso dobbiamo operare o per ami o per altri corpi estranei ingeriti. Purtroppo sì, la causa siamo noi, c'è poco da dire. E verso le 14:50 di oggi una squadra del soccorso alpino della Val Comelico insieme ad una del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo è intervenuta in Val Visdende per un escursionista che ha riportato uno shock anafilattico per punture di insetti. L'uomo, che si trovava con la moglie ed un amico in località Ravanella, aveva infatti calpestato un nido di vespe a terra, manifestando subito malessere dopo essere stato punto. Sbarcati nelle vicinanze dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso hanno subito prestato le prime cure al 60enne di Montereale Valcellina imbarellato. L'uomo è stato poi caricato dai soccorritori sulla jeep e trasportato fino all'eliambulanza atterrata poco distante e decollata verso l'ospedale di Belluno. Il suo mandato come amministratore unico della casa di riposo volge al termine. A breve verrà nominato dalla nuova amministrazione il suo successore. I conti in rosso, probabilmente inevitabili, vanno comunque in capo a chi ha gestito la struttura in questi ultimi anni. Sentiamo. La casa di riposo per anziani Maria Gaggialante di Cavarzano ha conti che preoccupano.
Ce lo ha detto il vice sindaco Paolo Gamba, che ha la delega alle partecipate. Ce lo conferma l'amministratore unico di SERSA, Servizi Sociali e Assistenziali. Preoccupa la sostenibilità del sistema in generale, quindi certamente sì, il bilancio economico in questo momento è un motivo di preoccupazione, ma non lo è perché è legato a delle dinamiche specifiche della nostra realtà, lo è perché in questo momento la carenza del personale, inizialmente il personale infermieristico, adesso anche il personale OS e l'incidenza dei costi energetici naturalmente creano un elemento di forte disequilibrio nel sistema dell'offerta. La casa di riposo di Belluno, costituita come opera pia, risale al 1839 ed è ospitata in un edificio cinquecentesco. Il comune di Belluno è presente nella gestione sin dagli anni '80. Oggi SERSA SRL, partecipata del comune di Belluno, raggruppa in un'unica gestione i servizi per le persone anziane over 65 residenti nel territorio comunale. Ecco, per dare un dato, ad oggi sono 220 i posti vuoti nel complesso delle case di riposo della provincia di Belluno, quindi siamo già arrivati a un livello in cui le case di riposo stanno chiudendo, di fatto, semplicemente sono chiuse parzialmente, ecco, in una distribuzione sul territorio. Cambierebbe, però rimarrebbe comunque la sfida, in questo momento molto preoccupante, dei costi energetici, a fronte della quale non abbiamo particolari certezze come nessun'altra categoria produttiva del resto. Ed è tutto per questa edizione, uno sguardo alla nostra programmazione di prima serata. Torna anche questa sera dalle 21:15 l'appuntamento con l'approfondimento politico, Ring, condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ospiti questa sera Francesca Bressanin del Partito Democratico, Sara Moretto di Azione Italia Viva, Alberto Stefani della Lega, Gilberto Trombetta di Italia Sovrana e Popolare e Luca Teodori di Vita. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Il mese si conclude con un tempo spiccatamente variabile a causa di correnti instabili che attraverseranno il nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 31 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con probabili precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono locali schiarite pomeridiane, ma insomma nel complesso vedete il contesto risulterà piuttosto perturbato. Temperature in lieve calo, minime tra 12 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo possibili locali piogge alternate a fasi di tempo migliore e con qualche parentesi soleggiata. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia il contesto, il cielo avrà sole e nuvole con rovesci, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 13-17 gradi, massime sui 26-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.